Parliamo di economia perché in studio con noi c'è Corrado Secchi, che è vicepresidente di Confapi Venezia. Ben ritrovato. Grazie a voi dell'opportunità che state dando alla nostra associazione, che è Confapi Venezia, e molto lieto di avervi qui con me presente. Ecco, parliamo di settore metalmeccanico, facciamo un'analisi anche su come sta andando da un punto di vista congiunturale questo momento, perché gli indicatori magari possono essere a livello nazionale anche a volte un po' contraddittori, ma nel veneziano come sta andando, Secchi? Diciamo che questi ultimi 6 mesi, forse anche l'ultimo anno, la tendenza è in un aumento dei posti di lavoro, perché lo confermano anche tutti i dati, per cui siamo in aumento costante, però è un aumento che secondo me è dettato da questo PNRR che di fatto è intervenuto dopo l'effetto del Superbonus, per cui ha scatenato una molteplicità di opportunità di lavoro che abbracciano il campo edilizio e di conseguenza anche il campo metalmeccanico, per cui coinvolgendo una filiera produttiva che è molto vasta. Da ciò ne deriva che tutti soffriamo di manodopera, ma lì si apre un grande divario che è oggi un tema molto caro al governo, col discorso di risorse umane mancanti e con la possibilità di fatto di poter usufruire al meglio di queste risorse messe a disposizione dell'Europa. Come si attrae personale, maggiormente personale? Ma il personale lo si attrae con la capacità anche di dialogo, che questo nasce anche dalla opportunità di generare nuove risorse umane mediante l'alternanza scuola-lavoro, che questa è una cosa innovativa, mediante anche la possibilità che l'imprenditore possa accedere a delle banche dati fornite dalle scuole, possa fare inserire all'interno del proprio organico numerosi lavoratori già nella fase iniziale del biennio scolastico, sì, per cui può costruire di fatto delle nuove risorse umane. Non dimentichiamoci però che esperienze anche personali, il settore industriale, per cui produttivo, porta via il 70% delle nuove risorse che vengono immesse nel mondo del lavoro. Che è un numero alto. Elevatissimo. Elevatissimo. Dal metalmeccanico all'edilizia, anche qui riusciamo a fare un focus, un trend? Diciamo che forse il metalmeccanico è ancora attrattivo, sì, per cui tutti quegli studenti che le scuole sfordano, praticamente noi abbiamo delle opportunità maggiori rispetto al comparto edile. Il comparto edile soffre innanzitutto anche per una logica dell'imprenditoria che secondo me hanno commesso degli errori quando avevano le risorse umane e non hanno pensato nei tempi di 10 anni fa, 20 anni fa, a impiegare e a generare nuove risorse umane, ma di fatto hanno sempre utilizzato quei subfornitori che oggi sono diventati piccoli imprenditori, di conseguenza nuove imprese. Ecco che l'impresa organizzata ha difficoltà a reperire nuova manodopera. Secchi, 30 secondi, che prospettive ci sono per i prossimi mesi? Ottimistiche, meno ottimistiche? Cosa secondo lei fronteggeremo, insomma? Ma secondo me le previsioni... Al di là del personale, dico proprio da un punto di vista industriale. Le previsioni non sono assolutamente ottimistiche, perché comunque c'è un po' di caos a livello contrattuale, c'è dell'ulteriore anche difficoltà a mediare quello che è le opportunità di offrire un contratto lavorativo a delle persone, stabilizzarle, tenerle in azienda con del tempo molto più duraturo, cosa che oggi ogni imprenditore sta soffrendo, ma per me c'è una matrice che deve rimanere tale. Il PNRR oggi ha immesso una notevole quantità di denaro che è sproporzionato alla disponibilità delle risorse umane, per cui un conto è l'industria produttiva che può acquistare dei macchinari e produrre di più, un conto è l'industria di servizi, quale potrebbe essere la parte metalmeccanica di produzione di servizi, e la parte edilizia che di fatto vive di risorse umane. Tanti soldi, ma poi manca chi materialmente per cui dovremmo prolungare questa disponibilità di denaro e non lasciarla solo in questi frangenti di tempo che secondo me è fuori luogo. Grazie a Corrado Secchi per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie.